nonostante ci fosse un pochino di controvoglia di fare la fine, dicevo troppa roba, però per la prima volta non c'è la sensazione di non includere almeno un articolo di ognuno che ha contribuito. Poi chiaramente qualcuno ne ha scritti più di uno, se ne è messo uno solo, e quello è logico. E quindi per la prima volta è andata così. Però diciamo, non ci areniamo, no? Perché è partita molto bene la cosa, quindi ancora non si è deciso con che cadenza farlo. Quindi il prossimo voi cominciate a andare. Quando siamo a un certo punto si stabilisce se farlo magari a aprile o fare a maggio, magari si fa trimestrale, una cosa del genere, per partire. Però ecco, è davvero a parte il discorso del farlo insieme, e poi è una forma sia per chi scrive, quindi condivide, che per gli altri che ricevono. Ci sono, io purtroppo mi spiace per voi, ma date prima l'ho perché l'ho detto di tutti prima di passare da lui, e è carino vedere proprio questa, non questa ricchezza umana che c'è in questa zona. Io ve lo dico ancora, la sento sempre di più nella mia zona, perché poi la vive 3 anni e quindi ancora mi sto abituando, no? E non me l'aspettavo perché c'è stato veramente tanti argomenti, tante cose. Una cosa da dire anche è che dovremo cercare proprio di puntare un pochino sulla copia digitale, perché la copia digitale che stasera chiaramente verrà pubblicata, e chiaramente ci costa meno, e anche per le persone ce l'hai a casa, quindi cercheremo di fare abbastanza, abbiamo cercato di creare un po' d'attesa, si è fatto il countdown, no? Non si fa più la pista. E comunque cerchiamo di invogliare le persone che hanno il computer a prendere il computer, perché costa meno, e poi si distribuisce molto più velocemente. Quindi anche il fatto di poter collaborare insieme, io credo che molto sia dovuto, ma colpito un francescano che parlava l'altro giorno, diceva: se ci fosse Francesco oggi direbbe sorella tecnologia. È molto bello questo concetto, perché la tecnologia è vista come qualcosa di un dono, no? Che abbiamo ricevuto e sta a noi poi farlo fruttare. E mi sembra che in questo caso lì è vero, perché ognuno ha lavorato a casa sua e poi tutto si è messo tutto insieme, e magicamente è venuto fuori, diciamo, un pezzetto di tutti noi, qui però è una cosa sola, quindi la tecnologia ci ha aiutato a fare molto più velocemente. Quindi ecco, su questo credo che dobbiamo valorizzare. Ognuno ha i tempi, ha i propri tempi di lavoro, e è proprio la possibilità di ospitare molto probabilmente senza questa tecnologia non saremmo arrivati a queste persone. Io direi, ecco, vorrei fare un applauso particolare alla Grazia che ha fatto secondo me bellissimo. È proprio non ho fatto niente no, che non eri abituato a una cosa del genere, è stata la prima volta anche per te. anche per me è stata una città foto. E io volevo ora vedere in faccia tutti quelli che mettiamo un attimo, ma veniva a passare prima. Ma la partita non